possiamo chiudere, sempre selezioniamo sempre il secondo video, prendiamo 2 volte M, 2 volte M di Milano, 2 volte M, proviamo. Allora, l'espansione maschera lo portiamo a 15 e la sfumatura della maschera la portiamo a 25. Ok, togliamo il pallino di fianco all'occhio, così avete misurato il video. Poi a posto. No, a questo punto il tutorial è finito. L'unica cosa che ho osservato in quello che ho fatto io è che ci metto molto tempo dall'inizio arrivare fino a quando esce il primo personaggio, vedete? Ecco, allora per fare in modo di non tardare troppo questa uscita si può accorciare il primo video parallelo al secondo, così, ecco, poi anche io faccio poi a modo mio, non è che sto a guardare gli altri come fanno, tanto accorciamo questo, ecco. Al portale in titolo del tutto quello sapete poi voi come fare, io lo lascio così. Ok, niente, a questo punto se possiamo partire dall'inizio, vediamo che c'è molto meno ritardo, esco subito. Questo inciampa. Ok, adesso vi devo far vedere una cosa. Adesso non so se riuscite in questa risoluzione a vedere l'ombra che purtroppo qua sparisce, perché è occultata appunto da questa maschera. Allora, per risolvere questo problema, addirittura anche il braccio, per risolvere questo problema c'è un modo molto semplice, vi basta solo riuscire a usare spostare questa maschera un po' indietro nel momento in cui esco. Allora, con pagine su e pagine che non sono altro che 2 tasti al di sopra delle frecce nella tastiera, potete avanzare di fotogramma in fotogramma. Allora, andiamo un pochino indietro quando comincia il difetto. Allora, il difetto comincia qua quando a questo punto scompare il braccio. Allora, selezioniamo lo strumento penna, con la penna facciamo qualche punto qua, aggiungiamo dei punti. Così. Intanto, io vi spiego come fare, poi dopo non è che lo so fare perfetto, perché se no non finisco più. È appunto quella cosa che dicevo prima. Allora, qua tiriamo un pochino indietro, espansione maschera, e intanto il braccio comincia a ricomparire. E anche l'ombra, possiamo ricomparire un po' anche l'ombra. Se l'ombra sta prendendo. Ok, poi andiamo avanti di un frame, qua il braccio è a posto, qua l'ombra si può aiutare. Ecco. Non vi preoccupate di andare anche sopra il personaggio perché potete andarci sopra per un po', tipo così. Non di più perché sennò dopo comincia a scomparire lì. Quindi state fino a questo bordo, ma al limite anche di 2-3 mm dentro di lui, non è un problema. Andiamo avanti un altro fotogramma, qua è a posto, altra ancora, poi si può tirare un po' indietro, ok, e via così. Pian piano praticamente riuscite a risolvere il problema dell'ombra, però vi dico, se potete evitare meglio perché sennò il lavoro è breve e semplice, così ve lo complicate. Io tendo sempre a complicarvi la vita, ma non ve lo complicate come me. Andiamo, adesso faccio un altro pezzettino, poi dopo basta. Avanti così, partiamo con dietro, no, basta. Qua adesso il problema non si pone più perché il personaggio è già bloccato, però purtroppo l'ombra scompare. Dovete risolvere, lo schiarirete poi dentro. No, a posto. E chiudiamo tutto. Se non state a guardare l'ombra, non siete veramente dei piassi, questo è il risultato.
faccio un attimo stop e ve lo faccio rivedere a video caricato. Ok. L'unica cosa che il braccio non l'ho contornato a modo, voi potrete fare di meglio. Il video che ho fatto l'ho fatto molto meglio, dai solo per fare un tutorial per spiegarvi come si fa. Bene ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato di aiuto, alla prossima.